benvenuti al momento più profumato di rock and roll. Prima di iniziare a giocare voglio salutare subito il nostro sponsor, il profumo Poivre, un profumo molto molto peperino. Ma iniziamo con la prima telefonata. Grazie. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Con Rosalba. Buonasera Rosalba, da dove chiama? Da Roma. Il signor Poivre hanno appena inquadrato, il nostro sponsor. Chiama da Roma? Sì, da Ostia. Ah, senta, e cosa fa nella vita? Niente. Come niente? Faccio la casalinga. Vabbè, ma tutti dite niente quando si dice casalinga, non è un lavoro facile, insomma. Sempre un lavoro. Ho voglia. Senta, signora, il gioco lo conosce? Sì, l'ho visto ieri. Ok, io le do il via, lei deve dire stop. Va bene. Via, ragazze! Stop. Allora, iniziamo subito con Sonia, che non ha nulla, mi dispiace. Vediamo Chiara. Nulla. Deborah. Nulla, speriamo Letizia. Ah, è la prima volta, signora, mi dispiace. Peccato. Non è stato molto generoso con lei, Poivre. Comunque ci richiami. Volevo appunto parlarvi di Poivre, il profumo che ci dà quel qualcosa in più che è indispensabile nella vita, e cioè un pizzico di pepe. Infatti, vi ho già detto cosa significa Poivre in francese, vuol dire pepe. Quindi mettete un pizzico di Poivre nella vostra vita. Pronto? Buonasera, con Ciao, chi parlo? sono Lucia. Buonasera Lucia, quanti anni ha? 24. Ti sentivo giovane. Cosa fai nella vita? Studio. Cosa? Sto alla facoltà di economia e commercio. Ho quasi finito comunque, finalmente. Bravissima, in regola perfetta? Sì. Quanti esami ti mancano? No, veramente ho finito, sto preparando la tesi. Ah, ho capito, quindi questa sessione ti lauri? Ok, in bocca al lupo. Grazie, Senti, oddio, credi. E il gioco lo conosci? Sì. Ok, allora via ragazze! Stop. Allora, iniziamo subito con Elvira. 100.000 lire, complimenti. Vediamo Giorgia. Nulla. Deborah. Nulla. Emanuelina. Meno male, sono 200.000 lire. Complimenti, signora. Perfetto. Prima di prendere un'altra telefonata, volevo ricordarvi che un Poivre è un profumo allegro e colorato e quindi è adattissimo alla stagione che sta per arrivare, l'estate. E oltre a questo volevo anche dirvi che se acquisterete una confezione di Poivre da 50 o da 100 ml riceverete subito questi splendidi orecchini che indosso e che sono coloratissimi e quindi anche adattissimi all'estate. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Con Angela. Buonasera Angela. Da dove chiama? Da Genzano. Ah, i Castelli Romani? Sì. Ho capito. Senta, giochiamo subito? Sì, va bene. In bocca al lupo. Grazie. Via! Stop. Allora, iniziamo con Alessia. Ah, nulla. Vediamo Romina. Meno male, sono 100.000 lire. Peccato, Maria Teresa nulla. Virginia, che mi sbaglio sempre il nome, Virginia, che non ha nulla però.
Grazie, sei bravissima comunque. Grazie signora, 500.000 lire, complimenti. Vediamo se siete stati attenti. Voi avete voglia di stupire e soprattutto voglia di vivere? E allora, se la risposta è affermativa, avete sicuramente voglia di poivre. Il profumo tutto pepe, infatti, con la sua nuova fragranza speziata, potrà darvi quel pizzico di follia e di grinta che rende una donna sicuramente più desiderabile. Pronto? Buonasera, Ciao, con chi parlo? sono Martina. Ciao Martina, quanti anni hai? Ciao, 29. 29? Io sento pochissimo. Ah, mi dispiace, provo a urlare. Così mi senti meglio. Senti, allora giochiamo subito. Va bene? Tu urlalo lo stop, così ci sentiamo, eh? Sì, d'accordo. Ciao. Ciao. Via. Stop. Allora, iniziamo con Maria Teresa, che purtroppo non ha nulla. Vediamo subito Alessia. Nulla. Elisabeth. Sono 100.000 lire, complimenti. E Marzia. Nulla. Ha vinto 100.000 lire. Mi dispiace Martina. Comunque meglio di niente. Grazie. Prima di concludere siamo arrivati alla conclusione di questo momento. Abbiamo giocato con Poivre, un profumo giovane e alla moda. Se siete ragazze tutto pepe dovete assolutamente provarlo, ma non solo. Potreste anche essere le ragazze adatte a noi. Infatti mandate una vostra foto, 4 aggettivi per descrivervi, una prova d'acquisto del vostro profumo Poivre e spedite il tutto a questo indirizzo: casella postale 10503 20110 Milano. Accadrà una cosa fantastica: 2 di voi infatti potranno essere scelte per diventare ragazze di Nonella Rai, venire qui con noi dove vi assicuro che di pepe ce n'è moltissimo. Ci rivediamo tra pochissimo con Rock and Roll, vi aspettiamo.